Buongiorno amici di Sportisidi, siamo qui da Ronzone, sede del Ritiro del Palermo per il 9° giorno di ritiro precampionato dei Rosanero. Alle nostre spalle potete vedere un piccolo allenamento di Eugenio Corini e del suo staff, dato che da pochi minuti è finito l'allenamento della squadra. Ma prima di parlare di cosa è successo oggi, riavvolgiamo un attimo il nastro, perché ieri è stata una giornata molto intensa, lo avete visto dai contenuti video che abbiamo pubblicato sui nostri canali. Partiamo dall'inizio. Intanto c'è stata una mattinata di recovery successiva all'amichevole di sabato, dove il Palermo ha vinto contro la Bassa Unaunia per 12-0. È stato uno show di vasi, ci sono stati tanti protagonisti, tanti gol. Il primo gol del Palermo di questa stagione, seppur in amichevole, è stato segnato da Capitan Brunori. Ovviamente si conferma lui l'uomo simbolo del Palermo anche in questo ritiro precampionato. Dopo di ciò c'è stato un incontro, ieri mattina al termine del recovery c'è stato un incontro con i tifosi, circa una cinquantina di tifosi si sono radunati nel parcheggio antistante il campo di Ronzone per incontrare la squadra. Ci sono state foto, autografi e infine anche il saluto a Samuele Massolo. Samuele Massolo che ha lasciato il ritiro di Ronzone come avevamo anticipato nei giorni scorsi. Avevamo anticipato nei giorni scorsi che sarebbe partito, alla fine è successo e al contempo è arrivato anche in ritiro Sebastiano Desplanche. Sebastiano Desplanche che ancora non abbiamo potuto mostrarvi perché è blindato nell'hotel del Palermo, ma vi assicuriamo che è qui, quindi nelle prossime ore o al massimo domattina potremo farvi vedere le prime immagini in campo o comunque nella sede del ritiro del Palermo. Samuele Massolo è stato salutato a gran voce dai tifosi presenti che lo hanno ringraziato per la cavalcata di cui è stato protagonista con la promozione in Serie B targata da Silvio Baldini. È un giocatore che è rimasto nel cuore dei tifosi e anche lui ha abbracciato i suoi compagni e appunto anche la piazza metaforicamente per quel che era presente ieri. Sì, è stato molto toccante. Tante cose ieri abbiamo visto, anche nell'articolo abbiamo scritto l'abbraccio con Checco Di Mariano, sicuramente altri abbracci ci saranno stati nello spogliatoio, non dimentichiamo che non sono poi così tanti i giocatori reduci da quella cavalcata del campionato 21-22 a fare ancora parte del gruppo. Penso a Valente, tu poc'anzi hai nominato Brunori come primo marcatore stagionale, penso a Marconi per esempio, Soleri. E quindi sicuramente un momento così un po' più raccolto sicuramente rispetto a quello che abbiamo visto noi live con Checco Di Mariano, però anche questo è un segnale del fatto che nonostante Di Mariano sia uno degli ultimi arrivati in casa Palermo, seppur sia passato un anno, comunque c'è stato anche un momento così, un ultimo abbraccio prima della separazione delle strade, come hai detto anche tu. C'è già stata in realtà questa alternanza con Desplanche, ma solo in queste ore starà effettuando le visite mediche col Vicenza prima di firmare il contratto che lo legherà alla formazione veneta. Da capire intanto anche la situazione de Planche, perché da quello che ci ha comunicato anche l'ufficio stampa si trova a Ronzone, è arrivato ieri mattina proprio mentre la squadra effettuava lavoro di recovery. Da capire anche le tempistiche, perché come è successo per Insigne, anche se in questo caso le tempistiche sono un po' più dilatate, da capire quando avverrà il definitivo accordo col Vicenza e la conseguente firma sul contratto che legherà De Planche al Palermo. Si parla di un quinquennale, quindi 2028 come scadenza, e quindi già intanto un primo tassello, un ulteriore tassello è stato mosso. Sesto volto nuovo, primo, anzi secondo under dopo Alioša Vasic, che tu poc'anzi hai giustamente sottolineato come mattatore di questa amichevole. A proposito dell'assenza di Massolo e della contemporanea impossibilità a schierare De Planche appunto per la seduta di questa mattina, oggi abbiamo visto Manfredi Nespola, come l'abbiamo visto nel secondo tempo dell'amichevole contro la Bassanaunia, alternarsi con Mirko Pigliacelli tra i pali, anche perché questa mattina il Palermo, con gli effettivi che aveva, perché erano 20 compresi i portieri, ha svolto la prima delle due sedute di allenamento di oggi. Assolutamente sì, c'è qualche assente, ovvero come abbiamo anticipato Checco Di Mariano e Mateu che rimane ai box ormai praticamente dall'inizio del ritiro del Palermo qui a Ronzone. Assente anche Stulaz che è uscito anzitempo
dalla partita amichevole contro la Bassanaunia per precauzione, ma anche quest'oggi è rimasto ai box, e infine anche Aurelio che ha avuto un affaticamento muscolare e non ha partecipato all'amichevole di sabato. Tra l'altro, a proposito di Aurelio, noi vi ricordiamo che è presente e disponibile sul nostro sito www.sportisiri.it e sul nostro canale YouTube l'intervista integrale che abbiamo effettuato con Peppe Aurelio. Tra l'altro Aurelio è anche uno dei protagonisti ieri della, mi viene da dire firmacopie, come se fossero degli album di cantanti famosi, ma sì, insomma, autografi, foto, abbiamo visto, anche abbiamo sentito dei tifosi. Tornando all'intervista di Aurelio, è stata molto interessante perché siamo riusciti a snocciolare, anche grazie alla bravura della qui presente Chiara Ferrara, tanti temi, dall'arrivo, dal boato del Barbera dopo il suo gol contro il Modena, che è sicuramente un momento che Aurelio porterà dentro per tutta la vita, primo gol in Serie B per lui. Abbiamo parlato anche del suo cambio ruolo, insomma tante cose, abbiamo parlato di nazionale e anche ovviamente del sogno promozione che sicuramente culla nel suo cuore lui, così come tutti gli altri attualmente 24 componenti dell'organico, perché con l'arrivo di De Planche il gruppo tornerà a 25 e nelle prossime ore, ve lo preannuncio, sul nostro sito inseriremo anche quella che è una prima parvenza di organico del Palermo 2023-2024 facendo le dovute suddivisioni over-under, perché come sappiamo bene, e qui entriamo anche nel tema calciomercato, il Palermo potrà inserire in organico soltanto 18 giocatori over e altri giocatori under. Il gruppo, se non erro, dovrebbe essere da 25 giocatori, numericamente parlando, la lista per la Serie B. Intanto non ci sono limiti per quanto riguarda gli under, mentre ci sono dei paletti abbastanza perentori per quanto riguarda il gruppo over. Esatto. Purtroppo il Palermo allo stato attuale ha ancora tanti over da smaltire, quindi si dovrà capire un po' chi verrà messo fuori e chi invece entrerà a far parte del progetto di Eugenio Corini per il prossimo anno. Un progetto che, come abbiamo sottolineato più volte, è più ambizioso sulla carta fin dalla partenza di quello che era stato preventivato lo scorso anno. Quindi anche i nomi che sono arrivati dal punto di vista del calciomercato sono stati volti all'obiettivo che è la Serie A. Tra l'altro, tornando sempre sul tema calciomercato, rispondiamo a Salvatore Calabria che intanto ci saluta e noi lo salutiamo a nostra volta. Mi date notizia su Elia? Notizie sono le stesse che abbiamo dato a un altro nostro spettatore, tra virgolette, nei giorni scorsi. Elia allo stato attuale è un giocatore dell'Atalanta, perché il Palermo non lo ha riscattato, le cifre del riscatto sono state considerate eccessive, considerando anche il discorso un po' sempre il famoso parallelismo con Stulac e con Di Mariano, ovvero sia il giocatore al rientro dall'infortunio, il Palermo sicuramente non vuole fare un investimento così oneroso, diventerebbe probabilmente il giocatore più pagato dopo Brunori nella storia recente del Palermo, targato prima Dario Mirri e poi City Football Group, e quindi il Palermo si sta concentrando su altro. Fermo restando che per il momento, e questa è una notizia che vi possiamo dare con assoluta certezza, come diceva ai tempi il buon Adriano Galliani, se non parte nessuno non entra nessuno per quanto riguarda il reparto offensivo, perché ci sono giocatori come il già citato Soleri, un po' meno Nicola Valente, perché Valente sembra più orientato alla permanenza che non alla partenza, che chiaramente nel caso in cui il Palermo dovesse avere giocatori pronti all'acquisto dovranno prima attendere l'eventuale, perché non è assolutamente scontata, uscita di Edoardo Soleri. C'è sempre il tema del terzino sinistro che tiene banco. Ultimamente sembra essersi un po' raffreddata la pista Beruatto, con invece la pista di Chiara che prende forma. A proposito di Chiara e quindi di Regina e a proposito di esterni d'attacco, la notizia del giorno è l'interessamento per Rigoberto Rivas, ala in forza alla Regina nella scorsa stagione, uno dei migliori nella cavalcata della squadra guidata da Simone Inzaghi. Tra l'altro stamattina è anche arrivata la conferma di Simone Inzaghi tramite social, da capire ovviamente se dovesse essere tale in caso di mancata iscrizione in Serie B. Filippo Inzaghi, ho detto Simone Inzaghi per sbaglio. Sarebbe un bel colpo è perché si sta parlando tanto di Quadrato all'Inter e quindi l'Inter sta tornando a predominare il mercato, almeno per quanto riguarda i rumors. Chiedo scusa a Filippo ovviamente e a Simone se l'ho accostato ad una squadra che per il momento non ha una serie di appartenenze, una categoria di appartenenza. Dicevo, Rigoberto Rivas accostato al Palermo, altro giocatore molto interessante, che ha fatto tanto bene in Serie B l'anno scorso. Il Palermo se ne è anche reso conto nella gara di andata più che nella gara di ritorno, è stato uno dei migliori insieme tra l'altro a un altro giocatore che secondo me al Palermo farebbe molto bene, che è Fabian,
che tra l'altro è anche under, da capire il suo destino perché è tornato alla casa madre dell'Inter. Tornando a Rivas, c'è stato un primo sondaggio col giocatore, perché chiaramente in questo momento è quasi inutile trattare con la regina. Si attendono ovviamente i nuovi gradi di giudizio sul ricorso presentato dalla formazione Amaranto, però sicuramente Rigoberto Rivas è un giocatore che, qualora dovesse restare senza contratto, sarebbe un gran colpo a parametro zero. Chiaro? Assolutamente sì, tra l'altro è da sottolineare che il Palermo in questa sessione di mercato si è mossa anzitempo, mettendo a segno diversi innesti, portandoli qui a Ronzone praticamente fin dall'inizio del ritiro precampionato. Però, come sappiamo, il calciomercato è sempre un intreccio di giochi, sia per quanto riguarda le squadre che per quanto riguarda i giocatori, per cui il caso emblematico è quello della Regina, che ancora non ha idea di quale sarà il suo futuro, e quindi i giocatori della Regina rimangono un po' vincolati a queste sentenze giudiziarie che aspettiamo tutti, anche in relazione a quello che sarà l'inizio del campionato fissato per il momento al 19 agosto, e quindi dovremo capire anche quali saranno le volontà dei giocatori coinvolti. Chi arriva, chi va, insomma, siamo tutti nella stessa situazione. Il Palermo sta valutando diversi nomi, così come altre squadre stanno valutando altri nomi, per cui le partenze dipendono sempre dagli addii. Esatto, a proposito di altri nomi, in partenza c'è quello di Jeremy Bro, centrocampista che piace molto al Lecco, lo abbiamo detto anche nelle precedenti dirette. C'è un ritorno di fiamma del Südtirol, che è squadra che lo ha avuto tra le sue fila nell'anno in cui la formazione altoatesina ha vinto per la prima volta nella sua storia il campionato di Serie C ed approdata in Serie B. Südtirol per il momento che sta vivendo diverse uscite o comunque non conferme, e Südtirol che in un certo senso è legato, seppur parzialmente, a quello che è il prossimo avversario del Palermo, ovvero sia la Virtus Verona. Vi racconteremo nelle prossime ore, sia col sito sia con le nostre dirette, un po' la storia di questa squadra, anche del suo allenatore, che ha una storia molto particolare da raccontare. Ce ne siamo accorti durante gli scorsi playoff di Serie C. E tra le file della Virtus Verona c'è un giocatore legato al Südtirol perché è il fratello di Odogwu, il centravanti che tanto male ha fatto al Palermo sia nella gara di andata che nella gara di ritorno giocata al Druso di Bolzano, tra l'altro a pochi chilometri da qui. Il fratello di Odogwu è una delle punte di diamante di una squadra che, e questo mi rivolgo ai nostalgici che ci stanno guardando, attende di sapere se avrà tra le sue fila Emil Alfredson, che è un giocatore leggendario anche per chi fa il fantacalcio, è il classico giocatore da prendere a uno come ottavo slot a centrocampo. Vedremo se sarà in campo. Sicuramente sarà in campo Juanito Gomez, che è ex storico centravanti del Verona, se non erro recordman di gol segnati proprio nella storia dell'Hellas Verona, ormai anche lui sulla quarantina andante, però sicuramente test molto più interessante rispetto a quello contro la Bassanaunia. Assolutamente sì, è una squadra dal profilo molto particolare dal punto di vista storico, ve l'abbiamo anticipato e lo vedremo anche sul campo. Ricordiamo che l'appuntamento è per mercoledì 19 qui a Ronzone alle ore 17. La speranza è che arriveranno un bel po' di tifosi rosanero, ma probabilmente arriveranno dei tifosi anche per quel che concerne la compagine ospite. Esatto, intanto ci arriva un messaggio da Salvatore Calabria. È vero che il Lecco giocherà a Padova, io vivo a Venezia, già so che giocherà di martedì a Venezia. Questa è un po' un'altra situazione molto spinosa che ha riguardato proprio il caso dell'iscrizione del Lecco in Serie B, perché qualcuno aveva anche accusato l'amministrazione comunale di Padova di avere messo con i tempi molto stretti quello che era la concessione all'utilizzo dello stadio Euganeo di Padova per le partite interne della squadra di Mister Foschi. In realtà sembrerebbe alla fine che il comune abbia messo i documenti necessari nei tempi prestabiliti. In realtà qualche problema era arrivato con la questura, ma giusto questione di ore, alla fine la magistratura ha riscontrato che non c'erano degli errori effettivi, tanto da riammettere poi con una pronta sentenza la squadra nel campionato di Serie B. Esatto, tra l'altro a noi ci è giunta una conferma quasi certa su quello che sarà il teatro del debutto ufficiale del Palermo in Coppa Italia. Non si giocherà all'Alberto Picco di La Spezia contro i bianconeri di mister Massimiliano Alvini. Si gioca a? Vediamo se lo sai tu. Non ce lo ricordiamo, ma comunque a parte gli scherzi, al Manuzzi di Cesena ringraziamo. La regia ci suggerisce. Possiamo dirlo, c'è Peppe Musso che ci sta salvando la pelle. Prima su Forte forzapalermo.it. Prima Pippo Inzaghi, ora il Manuzzi di Cesena. È uno stadio che non ci entra proprio in testa. Sarà che non ci giochiamo ormai da tanti anni, dai tempi della Serie A. Noi d'altronde siamo del sud e qui siamo stranieri. Esatto, no, scherzi a parte.
Questa è una cosa tendente alla certezza. Quella relativa allo stadio del Lecco, a questo punto si monta un caso, perché nel caso in cui non dovesse esserci la conferma che il Lecco effettivamente gioca a Padova, questo potrebbe diventare anche quasi un alibi per chi vuole presentare ricorso contro l'ammissione del Lecco a schierarsi. Anche perché, se non ricordo male, le date per quanto riguarda la specifica sui campi di casa, diciamo, hanno appunto delle date e delle tempistiche molto severe, e se il Lecco ancora non ha la certezza e non comunica qual è il campo in cui si gioca, rischia veramente grosso, perché noi ce ne siamo accorti col Messina, che in questi giorni, credo entro il 20 di luglio, deve comunicare alla Lega Pro il campo di appartenenza per le gare interne, salvo poi ovviamente andare a giocare in campo neutro le prime, perché complici tanti concerti al San Filippo, il terreno di gioco è in condizioni veramente sconcertanti. Questo è un altro caso che rischierebbe di scompaginare tutto, perché in questo momento la cosa che addolora di più è che nel calendario della Serie B ci sia questa X, ma c'è il Lecco. Se il Lecco non dovesse più subentrare, il rischio è addirittura quello di vanificare tutto il calendario e di rifarlo da capo. La sensazione comunque è che non ci saranno problemi sotto questo punto di vista, piuttosto ci preme sapere quale sarà la squadra che ospiteremo al Barbera, anche perché il calendario è abbastanza complesso, e anche se ci sono diverse versioni su questo, alcuni tifosi ritengono che sia meglio affrontare delle squadre che giocoforza hanno concluso bene la scorsa stagione, mentre qualche tifoso pensa invece che sarebbe stato meglio un inizio più soft, almeno sulla carta. Però ecco, nelle prime giornate di campionato è tutto una sorpresa. Quel che è certo, e questo è più un'opinione personale che tende anche a essere confutabile, in questo momento sono anche le altre squadre a dire mannaggia, becchiamo il Palermo subito, anche perché, come hai detto giustamente prima tu, siamo al 17 di luglio e il Palermo ha già messo dentro 6 acquisti, quindi la rosa del Palermo è, non dico fatta, ma necessita giusto forse di un paio di ritocchi per quello che è l'obiettivo minimo, ovvero sia la partecipazione ai playoff. Assolutamente sì, il calciomercato del Palermo ha tanti spettatori interessati dal punto di vista delle altre squadre e dei tifosi delle altre squadre. Sono arrivati anche tanti complimenti, speriamo che si possano concretizzare sul campo con i risultati. Assolutamente sì, direi che abbiamo esaurito gli argomenti per questa mattina. Vi ricordiamo, torneremo live nel pomeriggio dopo la seduta pomeridiana, ma questa volta lo faremo con un contenuto in più, perché intorno alle 13 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Roberto Insigne, il grande colpo, il colpo da copertina dell'estate del Palermo 2023, targata appunto City Football Group. Sentiremo le sue impressioni, proveremo anche a stuzzicarlo con qualche curiosità per capire anche quali sono le sue sensazioni e i suoi obiettivi, perché sicuramente non è un giocatore che viene qui a svernare, un giocatore che viene qui a cercare di bissare quello che ha fatto l'anno scorso a Frosinone, quindi lo andremo a sentire. L'abbiamo visto carico sul campo, speriamo di averlo carico anche a parole, quindi non possiamo che darci appuntamento a più tardi e vi mostreremo anche le migliori immagini di Roberto Insigne.